Buon pomeriggio, bentrovati, anteprima corner anche nel giorno dell'Immacolata. In studio con me c'è Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio. E parleremo subito di Catania, ma intanto vediamo la situazione con il quadro del torneo di Serie C. Risultati e la classifica dopo 17 turni con risultati che stiamo già vedendo. Catania e Crotone 2-0, poi Casarano Latina 1-1, Siracusa fermato 2-2 dal Foggia in casa, Sorrento Potenza 2-2, Giuliano ha vinto l'Altamura 1-0, Monopoli Atalanta Under 23 1-1, stesso risultato 1-1 tra Salernitana e Trapani, a Cava dei Tirreni Benevento è passato per una rete a 0, Cerignola Casertana 1-1, Cosenza Picerno 1-0. La classifica che si è formata dopo queste gare della 17esima, vede il Catania avanti a 37 più 2 sul Benevento 35 più 5 sul Cosenza e sulla Salernitana 32, poi la Casertana 29, Casarano 25, a 24 Crotone, Potenza e Monopoli, Cerignola 23 punti, il Trapani ai margini della zona playoff con 22 punti assieme all'Atalanta Under 23, Altamura 19, Cavese Sorrento 17, Latina Giuliano assieme al Foggia 15 punti, Siracusa 14, ultimo e Picerno con 13 punti. Alessandro, parliamo due sole vittorie in casa in questo turno. È un dato campo che è saltato. Questo è un dato, però diciamo che possiamo rilevare come invece il Catania in casa sia una sorta di rullo compressore. Ha vinto Catania e Cosenza. Sì. Poi tutti o pareggio vittoria esterna. Diciamo che sono due squadre che stanno facendo molto bene. Cominciamo proprio, parliamo del Catania. Il Catania credo che abbia offerto venerdì sera la migliore prestazione stagionale per le difficoltà con le quali si è dovuta confrontare prima di arrivare al match, per gli infortuni, oltre a quelli noti, quello di Donnarumma, Di Tacchio che era squalificato, aveva al cospetto una squadra che offensivamente in grado di costruire a partita 4-5 occasioni, con una batteria di esterni e di attaccanti centrali veramente forte, ma onestamente non abbiamo mai notato questo potenziale offensivo per merito del Catania. Catania, sì, che è stato corto, compatto, ha avuto alcune eccellenze all'interno della prestazione, parlo di Casasola, parlo di Di Gennaro, parlo di Quaini. Secondo me questi tre sono stati veramente i mattatori della serata e ognuno ha dato sicuramente un contributo importante, anche i giocatori meno impiegati, vedi Allegretto, lo stesso D'Ausilio che non era titolare in queste ultime partite, tutti hanno dato qualcosa e per avere ragione così agevolmente sul Crotone, evidentemente il Catania ha disputato un'ottima partita. Alessandro, numeri importanti per il Catania a partire dalla ermeticità, mettiamola così, della difesa. Sono 8 i gol subiti in 17 partite, ma se consideriamo che 13 clean sheet su 17, 4 gol sono arrivati a Cosenza, altri 2 poi il Catania ha perso un'altra partita a Caserta prendendo 2 gol, ma per il resto sono altri 2 gol da spalmare su altre 15 partite. Sì, e quello ancora più incredibile è che a Catania nel girone d'andata abbiamo visto la Salernitana, il Benevento, il Crotone, probabilmente i 3 migliori reparti d'attacco. Non abbiamo visto ancora il Cosenza, che comunque secondo me non è a livello di queste 3 che ho citato, non hanno mai tirato in porta. Cioè gli attaccanti di queste 3 squadre non hanno neanche avuto la possibilità di calciare in porta. Allora entriamo proprio nel meccanismo di questa squadra, che non è solo un discorso legato ai difensori, ma è proprio un discorso legato alla fase difensiva, una fase difensiva feroce dove già la prima linea di pressione è in grado di rallentare il gioco avversario, e lo sottolineo perché il Crotone, come velocità di crociera, è una squadra che gioca a velocità molto elevate, ma anche in questo caso il Catania ha letteralmente rallentato le manovre del Crotone, perché ha saputo tatticamente imbrigliarlo proprio alla radice. Il Catania è stato intelligente nel portare la gara sui ritmi a lei congeniali, e questo è stato... Io ho definito nel dopo partita, parlando con Toscano, una prova di maturità, cioè una squadra che ha adesso coscienza di quelle che sono le sue potenzialità. Non ci sono dubbi, una squadra che acquisisce consapevolezza
e che sta offrendo prestazioni per certi versi inattese in una situazione di emergenza assoluta, perché non puoi regalare ogni settimana titolari fissi come Gherardi, Aloi, Cicerelli. Ogni settimana tu già parti con un handicap importante, ma riesci a sopperire perché questo gruppo è evidentemente un gruppo coeso, solido, dove tutti danno il loro contributo e si aiutano in campo. Quindi poi vengono fuori queste prestazioni. E tra questi giocatori che si aiutano in campo, che danno il proprio contributo, c'è anche Alessandro Quaini. Sì, l'ho già detto in apertura di collegamento, credo che lui, Casasola e Di Gennaro siano stati i top, ma rimandando poi le votazioni a stasera nel corso di corner, andiamo a vedere proprio con il contributo della regia il top del match che appunto premia per questa settimana il centrocampista o difensore arrivato a Catania grazie a Luca Tabbiani, che lo aveva a Fiorenzuola. È un 98 che quest'anno ha messo insieme 12 presenze, manca il gol, mancano gli assist, ma si sente tanto, è un giocatore che riempie veramente il centrocampo. La scadenza del suo contratto è a 30 giugno 26, l'altro dato, diciamo in controtendenza, è quello che da quando milita nel Catania ha saltato 8 partite per squalifica. Insomma, quindi in questo deve migliorare, perché a volte non riesce a gestire bene alcune fasi della partita, ricorrendo con una certa frequenza al cartellino giallo. Probabilmente anche la posizione in cui gioca e determinate situazioni di partita ti portano anche a essere un pochettino più... Tra l'altro è stato espulso, venerdì è stato poi salvato graziato tra virgolette dall'FVS, allora, però giusta la decisione dell'arbitro. Vediamo anche Gabriel Lunetto, un giocatore importantissimo, ha fatto gli stessi numeri, il stesso numero di gol di Forte. Sentiamo le sue parole. Sono contento sia della prestazione che ovviamente del risultato di squadra, che oggi era una partita secondo me spartiacque e abbiamo fatto una grandissima prestazione. Era da un po' che non segnavo e sentivo un po' questa esigenza di segnare, però ero anche tranquillo perché avevo sempre avuto occasioni in tutte le partite, quindi sapevo che stavo lavorando bene e che il gol sarebbe arrivato prima o poi. Volevo spendere più che altro 2 parole per Caturano e Rolfini, che secondo me invece oggi sono entrati come sempre d'altronde in maniera incredibile, e avrei sinceramente scambiato uno dei miei gol per uno su loro, che sarebbe stato il primo con la maglia del Catania, e se lo meritano per come lavorano. So che per un attaccante fare gol è la cosa principale e molte volte magari entrando a partita in corso, che magari siamo già in vantaggio, siamo un po' più bassi e magari non hanno quelle occasioni che si meriterebbero. I tifosi ci regalano sempre emozioni incredibili, sia prima che dopo la partita, e è veramente un piacere, un onore giocare qua. Un piacere e un onore, dice Lunetta, giocare a Catania. Adesso facciamo un breve punto sulla situazione degli infortunati e poi parleremo brevemente anche di mercato, lasciando il resto stasera a corner. Sì, apriamo la panoramica su Potenza. Rientra la squalifica di Tacchio, ma non è l'unico rientro, perché è molto probabile che facciano parte della comitiva che si trasferirà in Basilicata nel fine settimana anche Simone Pieraccini e Daniele Donnarumma. È molto probabile che entrambi siano a disposizione, poi è ovvio che da qui a dire possano giocare titolari ce ne corre, ma sono 2 pedine importanti che si aggiungono a questo momento di emergenza, su cui Toscano potrà certamente lavorare bene. Alessandro, abbiamo un minuto, poco più, per il mercato che si aprirà, come sappiamo, con l'inizio dell'anno nuovo. Ma è già nel vivo. Stasera vi daremo maggiori ragguagli, ma ci sono 2 trattative che sono entrate nel vivo, 2 trattative in entrata per il Catania, e riguardano il ruolo di trequartista, cioè colui che deve sostituire Cicerelli, e il ruolo di centrocampista centrale, colui che dovrebbe sostituire Salvatore Aloi. Quindi, ma vi diremo di più stasera. Diciamo che ci sono le premesse, perché stasera poi approfondiremo questo filone. Almeno un nome ve lo dirò.
Uno di questi due ve lo dirò, l'altro vi posso fare un identikit, più di questo non vi posso dire. Già è tanto, così magari scopriranno da casa i giocatori che in questo momento sono corteggiati dal Catania. Allora Alessandro, appuntamento 20:45 con te, Ci vediamo più tardi. ovviamente non solo con te, con Angelo Patanè, anche con Max Velot. Sarà in studio con noi anche Ciccio Passiatore, che torna a trovarci. Ci fermiamo, una breve sosta per la pubblicità, dopo torniamo con collegamenti da Palermo prima e poi andremo a Trapani e anche a Siracusa. A fra pochissimo.